A Milano il 3 marzo scorso, dopo 3 giorni di agonia all'ospedale Niguarda, è morto a seguito ad un incidente stradale un giovane talentuoso agrigentino, Carlo Costanza, 25 anni, chef stellato, laureato a Milano alla prestigiosa scuola di arte culinaria Cordon Bleu. Carlo si è sempre contraddistinto come un ragazzo di talento su molti fronti, non solo in quello lavorativo, gentile, premuroso, ma soprattutto generoso, non per ultimo il gesto della donazione degli organi per salvare o migliorare la vita di altre persone. I genitori Giovanni Costanza e Carmelina Forte vogliono mantenere vivo il suo ricordo con l'ennesimo gesto di solidarietà e hanno donato alla città di Agrigento un defibrillatore installato nei pressi del centro sociale di Fontanelle. Abbiamo fatto questo gesto per ricordare ancora di più mio figlio Carlo, che purtroppo, unico figlio, l'abbiamo perso il 3 di marzo. E la città di Agrigento, dove io sono nata, è giusto che abbia un meritato ricordo, in modo tale che la cittadinanza Agrigento possa ricordarlo ancora di più, con tutti gli amici e gli affetti che lui ha lasciato, perché mio figlio era molto generoso, è morto e abbiamo donato i suoi organi. E adesso quello che possiamo fare per gli altri cercheremo di farlo, perché è giusto ricordarlo proprio in questo modo. Carlo è stato amato da tutti e io sono convinta, lo sono sempre stata, che chi vive nel cuore di chi resta non muore mai, e mio figlio è vivo, è presente, perché un sacco di persone, tante persone lo hanno amato e continuano ad amarlo, e la testimonianza è giornaliera. L'amore che ci dava giornalmente, tutti i momenti che poteva scappare dal suo lavoro, lasciava il lavoro e ci veniva a trovare. Il sorriso, soprattutto il sorriso. In qualsiasi posto lo trovate, mio figlio ha il sorriso in bocca ed aveva una parola buona per tutti. Oltre a questo dono abbiamo donato 3 Optiflow, 3 respiratori all'ospedale San Giovanni di Dio. Qua c'è la dottoressa Cantavenera, perché ne abbiamo dato 1 al pronto soccorso e 2 alla rianimazione. Speriamo di essere d'aiuto a chi ne ha bisogno. È stato donato al Comune di Agrigento. Io ho voluto scegliere il quartiere di Fontanelle, sia perché demograficamente è un quartiere molto popolato, e poi anche perché qui a ridosso degli uffici pubblici, la posta, e poi c'è anche l'ufficio di sanità del Comune, c'è l'ufficio tributi, quindi è una zona molto frequentata. Ho ritenuto utile proprio installarlo qui in questa zona. Sì, ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo lavorato quasi insieme, perché lei è un insegnante a Porto Empedocle, io ho lavorato fino a 2 o 3 mesi fa a Porto Empedocle all'igiene pubblica, quindi avevamo contatti spesso per le scuole, una massima collaborazione, e adesso rivederla in queste vesti mi ha tantissimo emozionato, non mi aspettavo, ecco, di rincontrarla per questa occasione. Comunque, nonostante ciò, la ringrazio a nome di tutta la cittadinanza, perché un gesto del genere e un coraggio del genere non è da tutti. Grazie.